Nella tradizione popolare della Sicilia occidentale, la figura del lupo naru rappresenta la sofferenza e l'emarginazione. Voglio tanto Ambientata bene, tra i piccolo vicoli del mio. centro storico di Trapani, questa storia di Ignazio Signorino esplora le radici di una credenza secolare. E ti leggo Attraverso la una storia narrazione del densa di Lupuraru emozione trapanese. veniamo immersi in una Chi notte c'è carica in di questa presagi, pagina? dove È il un destino lupo del protagonista grande, si ma non intreccia aver indissolubilmente paura, è solo con i una miti di una storia. terra che non dimentica mai il proprio passato. L'atmosfera di Trapani non è fatta solo di sale e vento. C'è un'ombra antica che si allunga tra i vicoli del centro storico, quando la luna decide di farsi piena e pesante. Il maestrale soffiava forte su Torre di Ligny, portando con sé l'odore acre delle saline e quello, più inquietante, di alghe marce. Per i trapanesi quella non era una notte come le altre. Era la notte del vero lupunaro, l'avvertimento di nonno Ignazio. Dentro una piccola taverna vicino al porto, il vecchio Ignazio posò il bicchiere di vino. Guardò il giovane nipote, Salvo, che rideva delle vecchie storie. Ascolta bene, Salvo. Il lupunaro non è un lupo mannaro dei film americani. È un'anima dannata, nata nella notte di Natale o concepita in un momento di sgarbo a Dio. Non cambia forma, ma cambia spirito. Diventa una bestia nell'anima e il corpo lo segue strisciando. Salvo scappò dal locale verso mezzanotte, nonno Ignazio le corse dietro. Ma il piccolo Salvo era veloce. Doveva attraversare i vicoli stretti che portano verso la cattedrale di San Lorenzo. Le luci gialle dei lampioni danzavano sotto le raffiche di vento. All'improvviso, un suono. Non era un ululato, ma un rantolo strozzato, un respiro pesante che raschiava contro i muri di tufo. Salvo si fermò. Davanti a lui, nell'ombra di un arco, vide una figura umana rannicchiata a terra. Le unghie grattavano freneticamente la pietra, cercando acqua, cercando sollievo dal fuoco che gli bruciava dentro. Nonno Ignazio glielo aveva detto: se lo incontri, non scappare. Sali 3 gradini. Il lupunaro non può salire i gradini quando è in trance. E se hai fegato, pungilo. Secondo la tradizione trapanese, l'unico modo per far tornare un lupunaro alla ragione è far uscire una goccia di sangue dalla sua testa con uno spillo o una piccola lama. Ma chi avrebbe avuto il coraggio di avvicinarsi a quell'uomo che sbavava e ringhiava contro la luna specchiata nel mare di tramontana? Salvo sentì i passi della creatura farsi veloci. Non era più un uomo che camminava, era un predatore che puntava alla preda. Il respiro della bestia era ormai sul collo di Salvo. Con il cuore in gola e le gambe che tremavano, il ragazzo ricordò le parole di nonno Ignazio. Sali 3 gradini. Con un balzo disperato, Salvo si rifugiò sulla scalinata di un vecchio palazzo nobiliare. La creatura si arrestò bruscamente ai piedi del primo scalino, graffiando l'aria e ululando al cielo nero di Trapani, ma incapace di salire. Approfittando di un momento di esitazione della bestia, Salvo corse a perdifiato verso casa. Entrò come un fulmine sprangando la porta. Sua madre, seduta in cucina con lo sguardo perso nel vuoto, sussultò: «Mamma, c'è un mostro fuori! Un lupunaro! Mi ha inseguito fino a qui!» gridò Salvo tra i singhiozzi. La donna impallidì, non chiese spiegazioni, non rise. Si portò le mani al petto e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Salvo non aveva mai conosciuto suo padre, sparito nel nulla la notte stessa della sua nascita. «Allora è vero?» sussurrò lei. «Tuo padre non ci ha abbandonati perché non ci amava. Sapeva della sua condanna. È andato via per proteggerti, Salvo. Aveva paura che, nelle notti di luna piena, la bestia dentro di lui potesse fare del male a te e a me». Salvo sentì un brivido. Quell'ombra non era un nemico, era un pezzo della sua vita che mancava. Armato di uno spillo d'argento che la madre custodiva nel cucito e di un coraggio che non sapeva di avere, Salvo riaprì la porta. Il lupunaro era lì, accovacciato davanti all'uscio, stremato dal dolore della trasformazione. Salvo non scappò. Si avvicinò lentamente, chiamandolo piano. «Papà?» La creatura alzò gli occhi lucidi. Salvo, con mano ferma, tese il braccio e punse la fronte dell'uomo. Una singola piccola goccia di sangue brillò sotto la luce del lampione.
All'istante i ringhi cessarono e i lineamenti bestiali svanirono, lasciando il posto al volto stanco e segnato, ma profondamente umano, di un uomo che aveva vissuto per anni come un fantasma tra le saline. La maledizione era spezzata. Il sangue versato per amore aveva liberato l'anima del lupo naro. Quella notte, tra le mura della piccola casa a 2 passi dal mare, non ci furono più segreti. La famiglia si ritrovò unita dopo anni di silenzio e dolore. Il vento che fischiava contro la torre di Ligny non faceva più paura. Era solo il suono del mare che dava il bentornato a un padre tornato finalmente a casa.